Allora, direttore, anzitutto una curiosità, come sono le settimane e i mesi prima che cominci la scuola? Perché noi lo aspettiamo per riportare i nostri figli a scuola e carichi un po' di aspettative, magari anche di ansia, stiamo lì a capire se ci saranno tutti i docenti, se si troveranno bene, però dietro c'è un lavoro che parte molto prima. Parte da lontano, parte già da gennaio con le iscrizioni e da lì si usa dire c'è l'avvio del nuovo anno scolastico. I nostri uffici sono veramente a questo punto di vista impegnati e quest'anno è stata un'estate molto molto intensa. Ed è iniziata come la scuola? Con una leggera contrazione delle iscrizioni che però insomma è naturale, no? Con il calo demografico. Sì, ce l'aspettavamo, stiamo un po' andando incontro a un inverno demografico e ci sono stati chiaramente delle iscrizioni, ma abbiamo potuto comunque garantire lo stesso numero d'organico dell'anno scorso e questo per noi è stato importante perché quando ci si trovava magari di fronte a classi numerose non si poteva operare, mentre invece quest'anno siamo riusciti anche a evitare quel fenomeno che veniva descritto come le classi pollaio. E adesso a che punto è la situazione? Ci sono ovviamente ancora alcune classi, alcuni studenti che aspettano i loro docenti, ma qual è la prospettiva di qui alle prossime settimane? Sono casi veramente minimi perché abbiamo già avviato ancora prima dell'inizio delle lezioni la fase diciamo, del reclutamento del personale non di ruolo che ha già preso servizio. Dove manca sono persone che a volte rifiutano l'assegnazione di cattedra e quindi bisogna ricorrere a nuovi scorrimenti. La questione del sostegno che giustamente insomma preoccupa molte famiglie di studenti con disabilità, quest'anno come è stata affrontata, a che punto siamo? Anche quest'anno, dico, di fronte a un organico di diritto di 8.100 posti, noi abbiamo già provveduto a dare oltre 5.000 deroghe, anzi quasi 6.000. Adesso stiamo provvedendo a a un nuovo controllo perché le certificazioni arrivano, e ci sono alcune situazioni magari da definire meglio nei dettagli, è un tema che a me particolarmente sta molto a cuore e li stiamo raccogliendo per dare ulteriori deroghe che daremo ancora alla fine del mese di ottobre. E come sta la scuola secondo lei? Abbiamo letto nei giorni scorsi un rapporto in cui, se non sbaglio, si diceva che sono molte migliaia gli studenti veneti che abbandonano dopo le scuole dell'obbligo. Che cosa si può fare, diciamo, per intercettarli? Ma il fatto diciamo, dell'abbandono scolastico è un aspetto che noi stiamo osservando e che comunque eh, lo riteniamo, non dico un'emergenza, ma comunque un indicatore di un malessere sociale che non interessa solo la scuola, ma sta un po' investendo tutto il nostro territorio. E da questo punto di vista le scuole sono molto attenti e sensibili affinché ci sia un'azione legata proprio a un intervento sui singoli, proprio per evitare, attraverso già dei segnali che arrivano da quando frequentano le scuole medie, i primi anni superiori, proprio per cercare invece di trovare quelle che sono le loro potenzialità, quelli loro, sono i loro interessi e indirizzarli in quel tal senso, proprio perché a volte si trovano di fronte a ostacoli talmente grandi e grossi per scelte fatte legate alle scuole superiori che scoraggiano e spingono all'abbandono. Ecco perché rispetto a qualche generazione fa c'è la possibilità di orientarsi, no? Questi ragazzini affrontano un percorso di orientamento che inizia molto prima, per esempio, della fine del ciclo scolastico delle scuole medie. Non dico che sia insomma anche troppo, però forse rispetto al passato si assiste comunque poi a una specie di fenomeno di vasi comunicanti, no? Per cui loro sanno che possono spostarsi, quindi cos'è che non funziona? Non è che non funzioni, è che le famiglie, i nostri ragazzi si trovano a 14 anni rispetto a un obbligo di 16 a fare delle scelte. Fare delle scelte rispetto a una numerosa
è quasi paradossale, possibilità di scelta. E quindi è molto più facile sbagliare quando hai davanti a te tante possibilità che magari poche. Secondo lei, se uno ha un figlio di quell'età, è bene, diciamo, insistere perché prosegua un percorso magari accidentato che magari non lo convince o gli crea disagio, oppure, insomma, fargli piuttosto scegliere la serenità, diciamo? Occorre seguire indicazioni dei propri insegnanti, del proprio dirigente scolastico, della scuola e non quelli che a volte sono i desiderata di altri che vedono in lui qualcosa che invece non rappresenta i desideri del ragazzo. Saper leggere e riconoscere quelli che sono i propri interessi, anche questa è un'attività che le nostre scuole svolgono e a cui i nostri ragazzi stanno molto attenti. Vale la regola che valeva anche per i nostri genitori, no? Non pensare, non proiettare Quelli che sono i nostri desideri verso i figli, a volte succede ed è una cosa che bisogna cercare di evitare. I licei, insomma, registrano delle percentuali di iscrizioni maggiori, quindi diciamo che sempre resta la scelta d'elezione, però sappiamo anche, per esempio, in un territorio come il nostro, c'è fame di figure specialistiche e ci sono istituti che possono, diciamo, formarle. Sì, sì, questo è vero, c'è una percentuale sicuramente maggiore, ma forse anche per il discorso che facevamo poco fa, legato al fatto che magari rinviamo nel tempo certe decisioni o certe scelte anziché concentrarsi sull'immediato. I nostri studi tecnici comunque lavorano non separati da quello che è il mondo dell'imprenditoria, ma legati oramai da molto tempo, quindi ci sono accordi e sinergie tali per cui questi nostri ragazzi che superano gli esami di Stato già vengono chiamati dalle aziende proprio perché c'è questa necessità di avere personale altamente specializzato. Quindi funziona già, diciamo, la comunicazione tra tessuto imprenditoriale e scuola, oppure potrebbe essere, diciamo, performata maggiormente? Già funziona almeno per quanto ci riguarda, poi anche gli ITS svolgono da questo punto di vista un ruolo fondamentale perché sono proprio il momento in cui i nostri ragazzi vivono nel pratico, seguendo comunque un'attività scolastica, quello che realmente rappresenta un'azienda e conoscono il lavoro e nello stesso tempo le aziende conoscono i nostri ragazzi e quindi si riesce alla fine a creare questa sinergia, questa unione che li porta con percentuali del 90% a essere assunti. Senta, rispetto a qualche anno fa ci sono molte possibilità di accedere a concorsi pubblici per poi insegnare. Perché bisognerebbe, diciamo, mettersi in gioco l'insegnamento? Che cosa significa poi dal suo punto di vista? Beh, su questo si può veramente spendere tantissimo, però è tutte le volte una sfida, è qualcosa di unico, di bello, perché rappresenta sempre una relazione tra persone, tra chi svolge un ruolo fondamentale come quello del docente rispetto a degli studenti che cambiano continuamente e vivono contesti sia di epoche che sociali diverse. E quindi questa capacità e questa plasticità nel sapersi adattare è fondamentale ai cambiamenti. E i nostri ragazzi questo lo avvertono, di conseguenza i nostri docenti si stanno piano piano anche loro adeguando a questi cambiamenti. E a questi ragazzi che magari, siccome sono molto digitali, no? Vedono anche le altre scuole come funziona, eccetera, che cosa si sente di dire rispetto al fatto che loro si trovano ovviamente ad avere a che fare con la scuola italiana, che sicuramente ha dei difetti, ma magari anche molti pregi. Ecco, a volte tendiamo proprio a guardare più le mancanze che magari le ricchezze. La nostra scuola italiana è una grande scuola, ma veramente è invidiata da molti, tant'è vero che quando arrivano al termine dei percorsi universitari, molti fanno a gara per prendersi i nostri laureati. Questa è una prova ulteriore, ma succederà anche per quanto riguarda i diplomati col tempo, una prova ulteriore di come noi lavoriamo bene. È evidente che
le tecnologie non devono rappresentare un ostacolo, ma uno strumento facilitatore nell'apprendimento, senza dimenticarsi mai il rapporto umano che c'è tra docente e discente. Ecco, ma rispetto alla tecnologia siamo oggettivamente un po' indietro perché poi abbiamo un mondo esterno, cioè questi ragazzi quando escono dalle scuole sono iperconnessi, forse anche troppo, però sia nel bene che, cioè anche nel male, ma comunque anche nel bene. La scuola sta rincorrendo un po', diciamo, questo per mettersi alla pari rispetto alla digitalizzazione, vuol dire che c'è dappertutto. Sono i cambiamenti che vanno a ritmi talmente rapidi che diventa difficile stare al passo, ma sono le basi e sono i valori, sono quelli che sono comunque diciamo, i pilastri portanti che creano le fondamenta per costruire nei ragazzi coscienze critiche che sono comunque il vero valore che noi diamo ai nostri ragazzi. Poi tutto si modifica rispetto a situazioni particolari. Senta, infine è stata appena eletta la nuova assessora o assessore, come dice lei, all'istruzione del Veneto. Lei che cosa si augura e cosa augura a lei? Sì, questa nomina l'abbiamo appresa l'altro giorno, spero di poterla incontrare presto e proseguire il lavoro che già con l'assessore Donazzanni era stato proficuo e veramente positivo e che voglio ringraziare per quello che ha fatto per la scuola veneta e spero che possa continuare. Io volevo chiederle, la scuola 4+2 come si inserisce nel percorso formativo qui in Veneto? Ma noi abbiamo già delle scuole che hanno chiesto di avviare questo percorso. Io sono abbastanza fiducioso proprio per quanto dicevamo prima, la necessità di arrivare a non solo a specializzare e formare rispetto a competenze specifiche, ma mantenere comunque un livello di apprendimento e di cultura tale da poter modificare e apprendere nei cambiamenti e le evoluzioni che il futuro ci prospetterà, questo sarà sicuramente un percorso utile a questi ragazzi. Si parlava di licei che da qualche anno sono a indirizzo, no? Si sono diversificati e quindi questa riforma sta dando anche delle specifiche professionalità in qualche modo. Quanto i vari indirizzi, sia dei licei che degli istituti tecnici, contribuiscono ad una formazione più precisa e, se vogliamo, più consona al mondo del lavoro? È una riforma che è del 2010, quella dei licei, quindi poi dopo all'interno dei vari licei ci sono stati curvature, indirizzi che la legge sull'autonomia ha permesso e adeguamenti anche rispetto a sperimentazioni che anche qui il regolamento sull'autonomia ha consentito. Direi che quello che è alla fine il risultato finale sono comunque ragazzi che arrivano a 19 anni o 18 per chi fa i percorsi quadriennali, pronti ad affrontare il mondo e questo è importante. Ma questo liceo del Made in Italy tirato un po' per la giacchetta? È un liceo del Made in Italy e vedremo come si evolverà. Per ora noi abbiamo una scuola pronta in provincia di Verona che verrà anche tra breve visitata da un ministro e vedremo un po' col tempo. Io anche da questo punto di vista sono sempre favorevole alle nuove iniziative, nuove aperture. L'importante è che ci sia chiarezza nell'affrontare questo nuovo percorso e siano ben chiari gli obiettivi finali. Un'altra domanda a proposito dei licei, perché per esempio il liceo sportivo è molto, molto ambito, ma ce ne sono pochi e i genitori poi si chiedono, oppure ce ne sono di privati. Qual è la motivazione? Cioè servono i docenti per... Guarda, io ero membro della commissione che ha fatto i regolamenti del liceo sportivo nel 2012, mi sembra sia stato in quegli anni lì. E io la pensavo in maniera completamente diversa. Sul liceo sportivo, sinceramente, avrei diminuito ulteriormente. È stata una scelta voluta allora che ha previsto un liceo per provincia statale e questo si è mantenuto nel tempo. È di richiamo, è chiaramente sentito, apprezzato in fase di preiscrizione, bisognerà sicuramente aumentarne il numero. Da ex ministro della pubblica istruzione ma anche dell'università e della ricerca, come valuta la formazione in Italia? In questo momento la scuola
come sta, l'ha detto prima, ma i passi che si stanno facendo, penso anche al reclutamento di massa attraverso i fondi del PNRR, a che cosa porteranno? Anche da questo punto di vista si pensa che quando finiremo questi concorsi che sono ancora in corso, ma soprattutto già quelli finiti, ad avere una stabilizzazione maggiore dei docenti, nel senso non saranno più docenti supplenti, ma docenti di ruolo. E cosa, poi non mi ricordo l'altra domanda. Non ci sarà il rischio che ci saranno più docenti che alunni? Beh, questo spero di no. Mi auguro proprio di no, perché sennò sarebbe veramente, ci troveremo in una situazione completamente opposta a quella di oggi, però è evidente che il calo demografico, se proseguirà il suo corso, determinerà una riduzione del numero delle classi e delle scuole e di conseguenza anche del bisogno di docenti, ma che non credo supererà sicuramente quelli che saranno di ruolo. Senta, ma la sua, diciamo, la sua virata verso il ministero e poi il ritorno, che cosa le ha dato in più nel suo lavoro? Tanto, mi ha dato tanto, mi ha fatto vivere un'esperienza per ora, spero, positiva, molto positiva, mi ha fatto conoscere una realtà a livello nazionale, europea e anche mondiale, quindi penso che me la conserverò come qualcosa di importante che ho fatto nel mio percorso professionale.